Cari telespettatori, siamo con Giacomo Vendrame, segretario SPI-CGIL del Veneto. Parliamo di una legge di iniziativa popolare, anzi di due raccolte firme per leggi di iniziativa popolare, una delle quali riguarda la sanità, ovvero che cosa? Noi vogliamo che il sistema sanitario nazionale, che in Italia è stato in qualche modo sancito per come lo conosciamo nel 1978, quindi ha un po' di tempo, vogliamo molto bene un sistema sanitario nazionale pubblico, ma la necessità di qualche intervento di restauro, mettiamola così, e quindi la nostra legge di iniziativa popolare soprattutto vuole rafforzare le risorse che lo Stato, il governo, il Paese mette a disposizione di un diritto fondamentale come quello della salute, e vogliamo mettere un tetto minimo sul quale in cui non si può scendere, ovvero il 7,5% del PIL, del prodotto interno lordo, che vuol dire circa 10 miliardi all'anno fino al 2029 in più, proprio per cercare di raggiungere il 7,5 dal 6,2 a cui siamo oggi in qualche modo obbligati a stare, dentro una media europea che è molto più alta. Per fare un esempio, la Germania ha il 10% del PIL investito nella salute. Con questi soldi che vogliamo in qualche modo mettere all'interno del sistema salute, noi pensiamo sia necessario assumere più personale, perché la sanità si garantisce alle persone se c'è le persone che curano le altre persone che sono malate, medici, infermieri in primis, e quindi la necessità di valorizzare chi lavora all'interno del sistema pubblico della salute. Ma questo vuol dire anche garantire tempi di attesa minore per le persone, rispondere agli enormi problemi che le famiglie oggi hanno sul tema dell'autosufficienza, al quale spesso famiglie sono lasciate da sole nel territorio. Quindi noi pensiamo che di fronte all'invecchiamento della popolazione, a un peggioramento delle condizioni di risposta del sistema della salute anche in Veneto, ci sia in qualche modo un investimento sul sistema pubblico della salute attraverso appunto l'approvazione di questa legge di iniziativa popolare, che garantirebbe migliori risposte a coloro che hanno problemi e quindi riuscirebbe a sancire meglio quello che è un principio fondamentale previsto dalla Costituzione, appunto il diritto alla salute. Dove si possono trovare queste risorse in più? Queste risorse si possono recuperare dall'evasione fiscale, quindi dalla lotta all'evasione fiscale. Basterebbe recuperare un decimo di quella che è l'evasione annua sancita per riuscire a finanziare questa legge, ma pensiamo anche in un abbassamento dei costi delle spese farmaceutiche, pensiamo anche a una revisione dei cosiddetti incentivi che vanno contro l'ambiente, incentivi alle aziende però che sono controproducenti per l'ambiente, e tra l'altro non escludiamo la possibilità in qualche modo anche di utilizzare la leva fiscale in particolare per i patrimoni particolarmente alti. Un secondo solo, come si raccolgono le firme? Si possono raccogliere le firme digitalmente attraverso il sito del Ministero della Giustizia e i nostri siti, o venire nei nostri banchetti e raccogliere la firma cartacea. Che saranno presenti sul territorio. Assolutamente. Grazie Giacomo Vendrame, grazie a voi di averci seguito, e quindi andate a cercare i banchetti oppure andate sul sito per vedere i dettagli ulteriori di questa raccolta firme per una legge di iniziativa popolare. Buon proseguimento.